Salve, eccoci qua di nuovo a parlare di cinema, o perlomeno del mio cinema. Il cinema che mi ha fatto innamorare del cinema, che ha fatto sì che la mia fantasia volasse e rimanesse collegata a questa arte straordinaria. È chiaro che sto parlando di quei film che ho visto quando ero adolescente o preadolescente e, come spiegavo negli altri appuntamenti, sono film dimenticati da tutti e che nessuno probabilmente ricorda neanche il titolo. Oggi voglio parlarvi di un film tutt'altro genere rispetto all'Ultimo Squalo o a Ridere per ridere, è il genere mitologico, chiamiamolo mitologico. Sono gli anni in cui escono film importanti tipo Conan il Barbaro con Schwarzenegger. Sempre nel 1982, sempre alla Maddalena, tutto là, ho scoperto tutto là durante le mie estati, e andai a vedere un film dal titolo La spada a tre lame, un film diretto da un certo Albert Pyun, non saprei neanche come pronunciarlo. La storia è ambientata in un medioevo immaginario in cui c'è il perfido Cromwell che conquista il regno del re Riccardo con l'aiuto di uno stregone. Dopo tanti anni dopo torna il figlio di questo re a vendicarsi e torna con una spada magnifica, che è appunto questa spada a tre lame, cioè è una spada con tre lame di cui due possono essere sparate. Ecco. Il film è diretto abbastanza bene, ci sono degli attori che in quel periodo tra l'altro si vedevano abbastanza, e presenta delle scene molto forti dal punto di vista visivo. Per esempio il risveglio dello stregone Susia, che avviene all'inizio del film, in cui una strega attraverso un rito lo risveglia dal suo sonno millenario o centenario, adesso non mi ricordo bene. E vediamo questa scena in cui lo stregone esce da una bara che è all'inizio di pietra ma che poi diventa di carne ed è animata da tante facce doloranti che si muovono all'interno, e questo stregone esce da questa bara che è colma di sangue, e nel momento in cui emerge, con il gesto della mano strappa il cuore alla strega con una bella dose di effetti splatter. Il film ebbe un discreto successo, però appunto come in quegli anni nascevano questi film che copiavano i grandi film del botteghino mondiale, e La spada a tre lame è stato uno di quei film che io ho cercato per credo 20 anni. È stato proiettato nelle sale cinematografiche, poi ha avuto un solo passaggio televisivo su Italia 1 tipo, che io mancai di poco, e all'epoca non è che si poteva prenotare come su Netflix il film. Dopodiché il film è scomparso, non è stato più proiettato. Solo qualche anno fa è stato finalmente messo in rete su YouTube, per cui se siete curiosi di scoprire questo film strano, curioso, splatter e tutto sommato anche un po' avvincente, lo potete trovare sul canale YouTube. La spada a tre lame, ve la consiglio, 1982, soprattutto per la bara di sangue, fantastica.